Bene, buonasera a tutti, buon pomeriggio anzi. Oggi iniziamo con la prima sessione del convegno La Liguria e il Mare che abbiamo voluto organizzare come Accademia Ligure di Scienze e Lettere. L'Accademia già negli anni passati ha organizzato convegni su materie, su argomenti legati al cambiamento climatico, alla transizione ecologica e così via. Quest'anno abbiamo concentrato l'attenzione su un aspetto che è più vicino a noi, che è il mare, la Liguria e il mare, quindi il Mar Ligure, anche se ovviamente il Mar Ligure fa parte di un contesto Mar Tirreno, Mar Mediterraneo, da cui subisce ovviamente interrelazioni, effetti e quant'altro. Noi abbiamo organizzato questo convegno in 6 sessioni. Queste 6 sessioni, la prossima sarà giovedì prossimo. Laggiù in fondo ci sono delle locandine del programma di questo convegno che potete prendere. Oggi iniziamo con una relazione a 2 voci. Penso che sia un aspetto interessante perché in genere il relatore è di una certa materia, invece in questo caso, visto che i problemi del Mar Ligure, ma i problemi dell'ambiente marino in generale non sono solo di tipo biologico, ecologico, ma investono anche problemi economici, problemi sociali, problemi etici. Oggi abbiamo il piacere di avere come relatori il professor Paolo Guidetti della Genoa Marine Center, che è un laboratorio, una sezione della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli e che da un po' di anni è attivo a Genova, questo centro, ed è esperto, biologo, ecologo marino. E poi abbiamo Andrea Zanini, che invece è un professore nostro accademico, professore del Dipartimento di Economia, e che ci parlerà degli aspetti economici e dei rapporti tra economia, tra sostenibilità. In particolare, come vedete il titolo, ci riferiamo, i relatori si riferiranno in particolare alla piccola pesca e vedremo cosa intendono i relatori per piccola pesca e un po' anche la storia della pesca in Liguria. Lascio la parola a voi, grazie di essere intervenuti. No, lì. Grazie. Okay. Buongiorno a tutti. Ci sono anche persone collegate in altrove, ok, così. No. Buona giornata a chi è presente e a chi è connesso. Con questo sì. Questa. Ok, innanzitutto mi fa molto piacere, come sempre, chiacchierare di cose che adoro, e il mare è una cosa che piace a tutti noi, visto il mestiere che abbiamo fatto o eventualmente passioni che nutriamo. Il mare è una cosa molto particolare, apparentemente banale. Ogni molecola d'acqua che appartiene al mare è connessa con tutte le molecole che sono presenti in ogni mare e oceano del mondo, non c'è praticamente discontinuità. E in questa non discontinuità non ci mettiamo soltanto lo spazio, ma ci mettiamo anche il tempo, perché nel tempo le culture marinare e marinaresche si sono sviluppate e quello che conosciamo ora è ciò che i nostri predecessori hanno elaborato. E in questa connessione, in questo giorno, io non posso, esimermi, perché mi tocca molto profondamente, essere connesso con quello che sta succedendo dall'altra parte del Mediterraneo, dove una flotta pericolosissima armata di trofiette e latte di pomodoro è stata assaltata da un esercito regolare in acque dove non potrebbe fare un'azione del genere, fermando un'azione umanitaria, punto e basta. Ed è una cosa assolutamente inaccettabile. Detto questo, e tornando al tema invece che riguarda questa conferenza, al centro abbiamo una cosa che apparentemente tutti conoscono perché l'abbiamo sotto il naso da tanto tempo, che è la pesca. A livello di definizione proprio tratta dalla Treccani, è un'attività di prelievo di sostanzialmente animali, ma ormai anche alghe, si parla di raccolta di biomassa algale che viene utilizzata per tanti usi, tra cui anche quello alimentare, attraverso una serie di tecniche e attrezzi.
Ma al di là di questo, la pesca non è certo sufficiente questa definizione, per quanto precisa dal punto di vista tecnico, per capire qual è tutto ciò che è girato, gira e girerà intorno alla pesca in ogni parte del mondo, compresa la nostra Liguria. E nel tentativo che noi abbiamo cercato di organizzare oggi col mio amico e collega c'è anche quello di creare un'idea, o meglio di comunicare quest'idea di connessione del tempo, che non è soltanto una connessione tra ciò che è avvenuto, sta avvenendo e avverrà, ma ha proprio un senso, perché il nostro futuro non può non essere tracciato su ciò che è stato e su ciò che è adesso. Quindi noi cercheremo in questa presentazione di toccare alcuni aspetti per spiegare cos'è la pesca, per spiegare quali sono i suoi effetti, le sue implicazioni. Molto spesso compriamo qualcosa in un supermercato ma non sappiamo che lì dietro c'è un mondo e persone, e alcune volte è sconvolgente quanto sia tragico, e poi lo buttiamo semplicemente in padella, ma poi vi farò qualche esempio specifico. Ma poi la cosa bella è che tante cose a cui pensarono i nostri predecessori hanno molto senso per pensare il futuro di una parte della nostra società. Innanzitutto non possiamo non collocare un'attività umana nel contesto storico preciso in cui ci troviamo da un po' di tempo, che da alcuni è stato definito con un termine noto, antropocene, ma forse per tutte le distorsioni che questo ha determinato anche sull'ambiente naturale e anche dal punto di vista delle tensioni sociali e ripercussioni sociali, alcuni antropologi e ecologi politici cominciano a chiamare capitalocene. L'antropos fa anche delle cose bellissime, quindi nell'antropocene l'uomo ha dato vita a iniziative stupende. Il capitalocene è una versione della nostra società, o quella parte di nostra società che ha interpretato il funzionamento della società focalizzandosi non più sull'umano, non più sul non umano, che hanno lo stesso diritto di proliferare su questo pianeta per il piccolo lasso di tempo che ci è concesso dalla sorte o da Dio, a seconda di come ognuno la veda, ma funziona sulla base puntando a creare un guadagno. Quello è più importante di quanto non siano le implicazioni per l'ambiente e per gli umani. Okay? Molte industrie di pesca funzionano con la creazione di un ricavo per se stesso e non necessariamente poi distribuito neanche equamente. Entriamo un attimino dal punto di vista tecnico sulla pesca, perché pesca sì, è prelievo attraverso attrezzi, ma poi è un mondo molto complesso. Esiste la pesca che è fatta per diletto, in alcuni casi diventano delle gare di pesca, esiste poi la pesca professionale, l'unica per legge che può vendere il prodotto pescato attraverso attività che sono grandi navi o grandi compagnie, quindi industriale, fino alla piccola pesca locale che ha carattere tradizionale e purtroppo, e neanche marginale, tutto quello che è il mondo della pesca illegale, che si pensa da stime rappresenti più o meno dal 20 al 30% del prelievo che si fa in mare, quindi è una cosa incredibile, inaccettabile. La pesca industriale e la pesca poi, la piccola pesca, hanno proprio caratteristiche diverse anche in termini di impatto che viene creato sull'ambiente o di prelievo di risorse dalla società. Non è il mio, sì. Scusate, la pesca industriale infatti di per sé economicamente non starebbe in piedi se non usufruisse dei sussidi che vengono pagati sulle nostre tasse. Dopodiché, a parità di quantità di prelievo di pesca, proprio quello che poi metto sul mercato, impiega meno persone, necessita di più sussidi, brucia più carburante e implica anche un trasporto di pescato altrove che altrettanto implica un impatto ambientale legato al trasporto. Quindi di per sé avrebbe molto meno senso supportare la pesca industriale di quanto non succeda con la piccola pesca. E gli uomini nel mondo, gli esseri umani, mangiano sempre più pesce, c'è maggiore richiesta di biomassa ittica che viene in parte supplita oggi dall'acquacultura. Perché tutto quello che è estraibile dal mare non è più sufficiente per alimentare questa richiesta.
la quantità però di biomassa, di milioni di tonnellate che all'anno viene estratta dai mari è gigantesca, ma mai sufficiente ad una popolazione che non solo nel mondo aumenta, ma in cui in tutti i continenti sta diventando sempre più carnivora, perché Asia e Africa basavano la loro dieta sul cibo, oggi vogliono occidentalizzarsi come noi o come l'America e mangiano sempre più biomassa animale, in parte pescata. E questa richiesta viene soddisfatta scavando il più possibile, ma determinando un progressivo deterioramento dello stato di salute degli stock di pesca, cioè delle popolazioni composte da quelle specie che poi sono oggetto di pesca. E ormai la maggior parte degli stock, stime FAO, è sovrasfruttata, quindi sfruttata oltre la capacità che lo stock, questa popolazione, può sostenere. E le stime ci dicono che non stiamo andando per niente bene, perché se continuiamo in questo modo, la pesca insieme a tutta un'altra quantità di impatti umani e i cambiamenti climatici che stanno influenzando la produttività del sistema, fanno sì che è prevedibile una diminuzione delle risorse di pesca disponibili fino al loro esaurimento non fra secoli, ma fra decenni. Quindi ci può essere un errore nelle stime, ma bene non è che stiamo andando. E quando finirà ciò che può essere mangiato o bevuto, ci accorgeremo che la necessità essenziale del quando ci svegliamo la mattina non è trovare il segnale ottimo per la connessione, ma è l'avere qualcosa da bere e da mangiare. Nel passato, do un'occhiata al passato per poi passare la parola a chi di passato davvero si occupa. Nel passato i mari erano infiniti, gli oceani grandi, profondi, e alcuni che erano deputati anche a gestire le risorse di pesca le pensarono come infinite. Non so se in buona fede o in malafede, ma rimase storica questa esclamazione di Thomas Huxley, che disse: le risorse di pesca sono assolutamente inesauribili. In realtà la popolazione umana è esplosa insieme alla tecnologia che permette ora di sfruttare anche le risorse di pesca dove un tempo non si andava, in grande profondità e con una capacità di localizzare le risorse che è enormemente superiore rispetto a un tempo. Quindi pian piano, con l'avvento della rivoluzione industriale, lo sviluppo tecnologico e la potenza delle barche, si è cominciato a sfruttare molto a fondo. La logica di sfruttamento degli stock è abbastanza semplice, anche se questo modello è limitato, ragioni che dirò dopo, però rappresenta abbastanza bene uno strumento che anche con buon senso possiamo utilizzare. E in questo semplice grafico c'è una relazione tra quanto sforzo noi facciamo per andare a prendere pesce e la quantità di pesce che riusciamo a prendere. E tenuto presente che quando si parla di pesce si parla di organismi che si riproducono, quindi finché ce ne sono abbastanza e noi non li tocchiamo stanno bene, e la pesca non è totalmente ininfluente perché è bassa, le popolazioni sono in un buono stato. Se cominciamo ad aumentare il numero di pescherecci o di reti buttate o diminuiamo la maglia delle reti, aumentando questo per un po' prendiamo di più. Andiamo con 2 barche, prendiamo il doppio, andiamo con 4, prendiamo forse abbastanza il doppio, poi ci rendiamo conto che a un certo punto, se continuiamo ad aumentare questo sforzo di pesca, in realtà quello che per unità di pesca in totale si prende comincia a diminuire, perché le popolazioni viventi non hanno più adulti che si riproducono e possono quindi generare nuovi organismi da pescare. E questo cosa fa? Si mette in evidenza che in realtà il rapporto con la natura è complesso, tanto più se ci mettiamo dentro delle componenti umane che sono quelle dell'economia, anche interpretandola nel modo più positivo, etimologico del termine, cioè le leggi che consentono di gestire meglio l'oikos, che è la nostra casa, o le risorse che ci consentono di vivere bene. Infatti ci si rende conto ben presto che quando con la pesca si aumenta lo sforzo di pesca, comincia a un certo punto non solo a diminuire quando è eccessiva la pesca, ma in un punto ancora precedente la parte proprio del ritorno economico tende a diminuire, perché i pesci sono meno, perché i pesci sono più piccoli. Quindi in realtà il punto di equilibrio della pesca sarebbe ad uno sforzo di pesca che è abbastanza ridotto, mentre noi ci diamo dentro in modo importante. E dandoci dentro in modo importante, che cosa succede?
che ci sono delle conseguenze che non sono soltanto il fatto che si peschi di meno, ma le industrie della pesca entrano in crisi e quindi si rifanno attraverso i sussidi o diciamo il corpus dei lavoratori che va in cassa integrazione, si rifanno sulle tasse dei cittadini. Hanno bisogno di sussidi per restare in piedi, ma nel sussidiarle noi teniamo in piedi continuamente un'industria che non ha la capacità di stare in piedi, che non avrebbe la capacità di stare in piedi, e quindi la teniamo alta, causando poi dei danni che a lungo termine vanno ad influire sugli ecosistemi marini. Il sistema di pesca molto spesso, quando si sono basati anche su una modellistica molto semplice, hanno poi subito e storicamente dimostrato i loro limiti. Si pensava che lo stock del merluzzo diciamo, potesse reggere un certo sforzo di pesca, si è continuato ad aumentare lo sforzo di pesca finché a un certo punto lo stock del merluzzo semplicemente è crollato, con un impatto devastante non solo sugli ecosistemi in cui questo pesce è un predatore importante, ma anche sulle località, sui villaggi di pescatori e sulle comunità costiere di tutte le zone da cui i pescherecci partivano, con danni che si sono protratti per molte decine di anni, avendo assistito a un reale collasso. E collasso di stock, cioè di popolazioni di specie associate a pesca, ce ne sono così tanti esempi ormai, e sono esempi di crolli devastanti, che si tratti di pesci piatti come grosse sogliolone, merluzzo, o anche molte specie di squali che vengono pescate in Mediterraneo o altrove, e il trend è sempre lo stesso. Pensate che una delle definizioni del Mediterraneo è una delle aree del mondo dove per uno squalo è più pericoloso stare, perché vengono pescati in quantità veramente esagerate, quindi una mortalità imponente. Gli effetti che la pesca poi produce sui pesci sono abbastanza talvolta così, non necessariamente da tutti conosciuti, e sono legati al ciclo biologico delle specie. Esistono molte specie marine, tra cui la cernia, in cui avviene la cosiddetta inversione sessuale, cioè il pesciolino prima è non maturo, poi matura sessualmente come femmina, e raggiunta una certa taglia le gonadi, l'apparato riproduttivo, diventa quello di un maschio. Ma se la pesca si concentra sui belli esemplari di bella taglia, grande, tutti i maschietti vengono tirati via, e questo cosa determina? Uno sbilanciamento a livello di sessi, per cui la riproduzione poi di quella popolazione è evidentemente scarsa, e questo diciamo, induce a un impatto importante. Ma anche per le specie per contro, in cui sono le femmine a essere gli individui più grandi, si assiste a un effetto che non è soltanto il prelievo delle femmine riproduttive e restano un po' di maschietti, ma in realtà si ha un crollo della quantità di uova e larve che queste femmine sono in grado di buttare nel mare, che poi serviranno a creare nuovi organismi. Perché? Perché in realtà non c'è una relazione lineare tra la taglia delle femmine e la quantità di uova. Che cosa vuol dire in pratica? Che quando io impatto le femmine grandi e ne riduco la taglia media alla metà, in realtà riduco di 100.000 volte la capacità che queste femmine hanno di produrre uova, quindi determinando un impatto importante. E poi un'altra cosa che da ecologo ovviamente viene naturale sottolineare, ma anche a buon senso, se ci si ragiona, è evidente: non esiste un animale e una specie che è indipendente dall'ecosistema di cui fa parte, dalla comunità di cui fa parte. E la cosa curiosa è che i modelli spesso nel passato non tenevano conto della complessità degli ecosistemi, tenuto presente che poi gran parte degli animali che a mare che consumiamo sono molto diversi da quelli terrestri che consumiamo. Cioè a terra gli animali che consumiamo sono il maiale, la mucca, eccetera, erbivori o onnivori. A mare consumiamo il pesce spada, il tonno in quantità industriali insieme ad squali, che sono dei grandi carnivori. È come se a terra ci mangiassimo i leoni, i lupi, gli orsi, eccetera. E insomma, dal punto di vista proprio energetico e di come funziona un ecosistema, è un impatto molto importante, perché leviamo dall'ecosistema tutti i predatori che sono nella piramide, diciamo in cima alla piramide trofica e alimentare.
E quando cominciano a sparire i predatori apicali, i grandi predatori, e l'industria della pesca non fa altro che cominciare a raccogliere le specie che rimangono, che spesso sono dei consumatori a più basso livello trofico, finché poi non rimangono che specie, diciamo, di livello trofico inferiore. E questo fenomeno si dice pescare lungo la food web, lungo la rete trofica, e questo determina una perdita di ruolo, diciamo. Cosa vuol dire una perdita di ruolo? Che gli ecosistemi e le comunità funzionano perché ognuno lì dentro fa il suo dovere. Il predatore preda, il consumatore di alto livello e quello erbivoro mangia le alghe, per esempio, e i vegetali sono capaci di creare sostanza organica dall'inorganico. Se non ci fosse questo motore, insieme poi alla degradazione della materia organica, proprio non funzionerebbe il mondo. Se noi cominciamo a mangiarci tutti i predatori apicali, causiamo un cortocircuito in questo motore che poi, che ce ne accorgiamo o meno, ci fa vivere e sopravvivere da un po' di tempo su questo pianeta. E il fatto che ci sia una connessione tra le specie lo si vede anche, io non mi ricordo a che ora ho cominciato. Ah, ok. Ok, no, almeno un riferimento. Il fatto che tutto sia legato nel momento in cui parliamo di pesca e di ecosistemi marini viene facilmente dimostrato da un fenomeno che in tutta la parte temperata, diciamo, del pianeta è stato osservato, sia al Mediterraneo, sia nell'Australia temperata, lungo le coste della California, eccetera, e che chiamiamo cascate trofiche. È un fenomeno proprio a cascata. Cosa succede anche in Mediterraneo, particolarmente se ci spostiamo verso sud? Beh, in un ecosistema sano abbiamo tanto pesce, tanti pesci predatori, e questi tra i tanti pesci predatori ce ne sono alcuni che appartengono alla famiglia degli sparidi, saraghi, orate, eccetera, che sono dei predatori molto efficaci sui ricci di mare. I ricci di mare sono dei simpatici animaletti punzuti che in realtà, per quanto crediamo non si muovono tanto, si muovono, hanno i loro pedicelli e vanno in giro a brucare con la loro bocca, che sta a contatto col fondo, soprattutto le alghe, ma se non trovano diciamo, il loro nutrimento preferito, brucano qualsiasi cosa. Che cosa succede? Che quando la pesca è troppo intensa, in particolare su queste specie predatrici di pesci che si nutrono di ricci, quando è troppo intensa, i pesci cominciano a diminuire sia di numero che di taglia. La predazione, in termini di pressione predatoria sui ricci, diminuisce, i ricci aumentano, e quando aumentano e non c'è predazione, loro si sentono più liberi di gironzolare perché sono in grado di fiutare. È stato dimostrato che sono in grado di fiutare la presenza di sangue di riccio se viene predato nell'acqua. Se non sentono la presenza di sangue di riccio, vuol dire che non c'è predazione, e quindi loro se ne vanno in giro a sgruffolare e fanno sì che fondi rocciosi popolati da alghe diventino come questo pavimento, ciò che chiamiamo barren puliti, che non è soltanto un simpatico cambiamento, diciamo, estetico, è che senza le alghe i giovanili di altre specie di pesci non trovano le piccole foreste in cui trovare rifugio, e non c'è quella produzione primaria di materiale che poi nutre gli erbivori, e non c'è quel detrito che nutre i detritivori, cioè si vanno a complicare quei meccanismi di funzionamento ecosistemico che la natura ha stabilito in equilibrio per tanto tempo. Quindi c'è una transizione tra sistemi sani e sistemi non sani, meno produttivi e meno biodiversificati, dovuta all'effetto apicale della rimozione dei predatori attraverso la pesca. La pesca però non ha soltanto questo impatto. Alcune forme di pesca distruttive possono impattare gli habitat. Lo strascico porta via qualsiasi cosa sia pescabile e non vendibile dai fondi su cui lavora, determinando un impatto proprio sugli habitat.
Poi c'è tutta la componente del bycatch, lo scarto, che è una parte significativa di alcune forme di pesca non selettive, fino delle volte tra chi viene pescato ci sono anche specie di importanza per la conservazione, come i piccoli cetacei o specie protette, e poi c'è il problema delle ghost fishing, delle reti fantasma, quelle perse, che captano purtroppo una quantità enorme di animali che vengono uccisi senza che poi si abbia neanche un ritorno economico. In questa guerra che, come dice Daniel Poli, abbiamo dichiarato al mare e ai pesci in particolare, poi ci sono un sacco di implicazioni sociali, ma sono legate proprio all'approccio creazione di ricavo, perché una pesca industriale di grandi investitori cosa gliene frega di gestire come si deve una pesca in una certa area? Pescano tutto, fanno soldi che poi magari investono nella tecnologia. Oltretutto, in alcuni è l'approccio proprio che viene spiegato bene dall'alieno in quell'orrendo film americano Independence Day, no? Non vogliamo l'equilibrio con gli umani, passiamo da un pianeta all'altro, mangiamo tutto, ci prendiamo tutto e poi andiamo da un'altra parte. E poi ci sono delle implicazioni sociali che sono talvolta tragiche. Nella pesca di altri continenti, non il nostro dove tutto sommato, malgrado tutta l'illegalità, non è così tragico, c'è un impiego di schiavi minori imbarcati, non registrati, che è pazzesco. Per cui quando compriamo anche un prodotto surgelato che viene da continenti asiatici, se non è una filiera controllata, può aver previsto l'imbarco di bimbi che se muoiono a bordo non sono neanche registrati e vengono cacciati in acqua. C'è una percentuale di mortalità e sparizione di persone che è veramente inaccettabile. Quindi c'è un colonialismo purtroppo del mondo occidentale e anche dell'Europa che compra i diritti agli stati africani. Sì, gli paga qualcosa che vanno di solito attraverso la catena della corruzione a pochi in tasca, e poi vengono depredate le risorse locali, per cui non va bene che sia sostenibile la pesca in Europa se poi gli europei per mangiare pesce producono della pesca insostenibile altrove. Questa è una cosa che purtroppo avviene e si cerca pian piano di limitare. E qui, per passare poi la palla al collega, quando si parla di pesca e si approccia poi alla piccola pesca, la componente storica diventa essenziale, perché la piccola pesca è una cosa che in Mediterraneo in particolare, culla di almeno 3-4 grandi civiltà, è sempre stata socialmente, culturalmente, storicamente ed economicamente molto, molto importante. L'informazione storica ci dà un sacco di informazione. E non a caso lo stesso Daniel Poli coniò qualche tempo fa il termine di sindrome delle shifting baselines, cioè delle baselines, dei punti di riferimento che da una generazione all'altra scivolano verso percezioni diverse. Se noi chiedessimo al nostro bisnonno com'era il mare un tempo fa, era estremamente ricco. Può anche rispondere così il nonno e il papà, non rendendosi conto che non è comunque lo stesso mare, perché il loro punto di riferimento è ciò che loro hanno visto nell'arco della loro vita. In realtà non sono resi conto che le cose sono cambiate perché sono cambiati i loro punti di riferimento, motivo per cui fonti di informazioni come le foto antiche sono di straordinaria importanza. Qui vedete una foto di una costa americana dove c'era la leggerissima sovrappesca del lobster, non sapevano più dove piazzarlo nel mercato e c'erano spiagge intere di tonnellate di astice che non avevano collocazione di mercato, con un impatto pazzesco e rendimento tra l'altro economico nullo. Ma anche Mediterraneo, fino ad arrivare al Mar Ligure, vecchie foto di Portofino o questa famosa di Scarpati a Ustica, testimoniano la presenza di pesci di grandissime dimensioni e in quantità notevoli che venivano pescati con un'attrezzatura subacquea ridicola. Oggi sarebbe impossibile perché ce n'è molto meno. E il caso della cernia è un caso veramente emblematico. Specie di interesse commerciale, specie di interesse anche per la subacquea, specie di predatore, molto carismatica anche perché insomma è un animale che vive quasi 60 anni, che può diventare 1,5 metri oltre di lunghezza. Questa specie pian piano nelle acque superficiali si vede molto meno. Quando facciamo i censimenti noi subacquei a contare i pesci, sono profonde ma in superficie
Quando va bene ce n'è qualcuna, ma se no se ne vedono molto piccole, addirittura assente. È un animale che vive veramente in profondità? Assolutamente no. E tra le fonti che ci dicono che questo era un predatore che stava in superficie, ci sono per esempio vecchi mosaici romani che ci mostrano come le cernie di grandi dimensioni, tanto da essere rappresentate come mostri che ingoiavano esseri umani, venivano pescate con l'arpione dalla barca. Quindi, e poi campioni anche diciamo di scavi archeologici che mostrano come già dal Neolitico, chissà che tecnologia avessero a quel tempo, si pescavano comunemente cernie da 1 metro, 1,20 m, dalla barca, da riva. Quindi è attraverso l'impatto che abbiamo prodotto con la pesca che abbiamo diminuito le popolazioni, diminuito le taglie e spinto questo predatore in profondità. E qui entro nella piccola pesca. La piccola pesca è un pezzo della pesca professionale. È una pesca che viene fatta da barche piccole che hanno di solito un porto, un approdo di riferimento e lavorano su un areale molto piccolo con attrezzi che hanno la potenzialità di essere poco impattanti. La pesca si fa con le nasse, delle scatole con un'esca in cui il pesce entra e non esce più, attraverso le reti in cui il pesce entra e poi rimane intrappolato, o attraverso una pesca con gli ami, salvo altre pesche di natura speciale. La cosa che mi preme sottolineare quando parliamo di pesca sono le sue componenti, soprattutto quando si parla di sostenibilità, parola di cui si riempiono un po' la bocca a tutti, salvo capirne diciamo il senso. Ma non lo dico per alterigia, lo dico perché ho sentito parlare di sostenibilità anche persone importanti negli assessorati e dovrebbero essere deputate a saperne almeno la definizione, perché sennò che diavolo di iniziative prendono poi dal punto di vista insomma, della progettualità per la città, per la regione, per gli stati e per l'Europa. Detto questo, la pesca ha diciamo, delle componenti di sostenibilità che bisognerebbe andare a ricercare, che sono ambientale, sociale ed economica. Ambientale, diciamo, nel senso che a parte che sostenibilità senza darsi un limite che sia imposto dal buonsenso, dalla legge o dalle norme, da un accordo tra le parti, come succedeva anche, non esiste. Ma poi la sostenibilità deve essere improntata a capiamo che cosa la pesca implica, che cos'è, che attrezzi usa, che impatto produce sugli stock, attraverso delle indagini che per esempio comunemente si fanno sia a livello locale sia a livello europeo, attraverso questionari o raccolta dati che fa parte del nostro lavoro. Poi attraverso l'indagine sulla pesca possiamo capire che cosa pesca, quanto pesca e se le quantità possono diminuire troppo in maniera eccessiva perché si determina un impatto molto, molto importante. Anche la taglia ha un senso, se vediamo diminuire la taglia di una specie pescata vuol dire che ci stiamo dando dentro in modo troppo esagerato, quindi potremo lavorare sul diminuire la pressione di pesca o magari aumentare la maglia dell'attrezzo che pesca, per esempio la triglia di scoglio, che è una specie diciamo molto ricercata sul mercato. E, oltre allo scarto, anche la piccola pesca non è esente da impatti. L'impatto che produce sui fondali può in alcuni casi essere importante e si vede perché delle volte nelle reti restano o organismi che non sono vendibili o organismi appartenenti a specie protette o anche organismi proprio del bentos, perché essendo le reti calate sul fondo una parte diciamo di organismi fragili o legati al fondale possono essere sradicate. Tutte queste componenti vanno tenute in mente se si vuole poi dirigere anche la piccola pesca verso una maggiore sostenibilità, per esempio escludendola da zone in cui ci sono organismi del bentos che vivono sul fondo fragili. E poi ci sono le componenti sociali, molto spesso non tenute in debito conto, tra cui l'equità. Cioè, è impossibile pensare alle comunità dei pescatori senza pescare a chi le compone, degli umani che hanno il diritto attraverso il loro lavoro di ricevere anche un compenso diciamo corretto. Non solo, non è soltanto una questione di soldi, dipende anche da come le istituzioni li fanno sentire e si chiama equità riconoscitiva. Che senso loro si sentono di avere dentro la società? Molto spesso molti soffrono il fatto che da una certa frangia di ambientalismo vengano classificati come quelli che uccidono.
E non è in realtà soltanto questo la pesca, è un mondo che è un vettore di una cultura antica che ha un suo valore che deve essere regolamentato, ma anche riconosciuto per il valore intrinseco che ha. E poi è una componente di esseri che fanno parte della nostra società e che hanno il diritto di essere inclusi. Nel mondo esistono meccanismi di esclusione sociale dal mondo e dalla filiera della pesca che sono legati al genere. Le donne nelle famiglie di pesca del mondo svolgono un ruolo fondamentale, ma non vengono riconosciute dal punto di vista dell'impiego o dal punto di vista dei versamenti pensionistici, perché non esistono dal punto di vista formale. Esistono dei meccanismi di esclusione legati anche alla razza o all'età. Esistono pescatori anziani che non hanno la capacità di gestire la tecnologia, per cui vengono esclusi da finanziamenti, e questi sono meccanismi ingiusti che si cerca anche di correggere a livello di comunità europea. Il benessere che è legato alla pesca quindi non è unicamente una questione di benessere economico, mi posso o no prepenettere alla fine dell'anno di comprarmi una Mercedes a rate, ma dipende anche dalle condizioni di lavoro che riesco a instaurare, dalla tensione sociale che regola poi le relazioni con gli altri colleghi o con le istituzioni che sono deputate al governo della pesca. Dipende dal diritto che hanno i pescatori di accedere alle risorse, ma anche dalle tecnologie o dagli strumenti effettivi di accesso. Perché avere il diritto di frequentare una spiaggia che viene dato a un portatore di handicap, se poi non costruisco una discesa o qualche meccanismo che lo accompagni ad accedere a quel servizio, è come se non gliel'avessi dato. E questo succede spesso nel mondo della pesca per l'inadeguatezza non del pescatore, ma delle istituzioni che non sono in grado di darlo. Non voglio occupare troppo spazio rispetto al collega, se non dire che oggi la pesca non è soltanto il vecchio pescatore poetico bucolico che cuce le reti, è un'attività che ha un potenziale di promozione turistica che è incredibile. L'americano che viene qua a mangiarsi purtroppo e molto spesso il calamaro da esca diciamo pescato in Asia fritto e credendo di mangiare il pesce locale è attirato da quell'idea invece di borgo, di storia, di amenità, di colori a cui il mondo della pesca contribuisce, perché immaginiamoci, non so, un borgo della pesca come Camogli senza quei colori, quelle case, quelle barche, quegli oggetti, quelle persone è morto. Sarebbe assolutamente finto. E qui diciamo passo la parola al mio collega che vi darà anche la sua prospettiva. Grazie, anch'io ringrazio. Anch'io ringrazio l'Accademia per averci dato l'opportunità di ragionare insieme a Paolo e di proporvi alcune riflessioni. Intanto, prima domanda, in passato non esisteva un qualcosa che assomigliasse alla pesca industriale? Nel Mediterraneo forse no, se escludiamo la pesca del corallo, che era fatta sicuramente per scopi commerciali di trasformazione in oggetti da rivendere. Per la pesca del pesce, mentre già nel XVII secolo nel Mare del Nord abbiamo le cosiddette, pessima traduzione italiana, navi fattoria, dove si andava al largo, si pescava e si lavorava al pesce per portarlo poi a terra, o appunto la pesca del merluzzo a Terranova, che già in passato aveva questa fisionomia, nel Mediterraneo sostanzialmente no, non tanto per lo stereotipo che accompagna il Mar Mediterraneo in minor misura, in maggior misura il Mar Ligure di mare senza pesci, ma per la mancanza più, a mio modo di vedere, che di tecniche di pesca, di tecniche di conservazione del pescato, e quindi la difficoltà prima della refrigerazione, delle tecniche di congelamento e di surgelamento dei prodotti alimentari, di poter conservare il surplus di pesce pescato e commercializzarlo su ampia scala. Il che non significa che non ci fosse commercializzazione del pescato e conservazione del pescato, come vedremo fra un attimo, ma diciamo che probabilmente
l'assenza di una tecnologia successiva, in questo caso direi alla seconda rivoluzione industriale, non aveva forse nemmeno fatto balenare una prospettiva di uno sfruttamento più intenso dello stock ittico. Veniamo alla nostra regione, qui vediamo nella carta uno spicchio del Golfo del Tigullio. Come diceva Paolo Guidetti, una regione lunga e stretta, compressa fra i monti e il mare. Le risorse del mare sono sempre state molto importanti, tant'è che se andiamo a vedere qual era la fisionomia economica delle comunità del litorale ligure nei secoli passati, era quella che un gruppo nutrito di studiosi di storia economica e sociale francese chiamano la pluriattività, un mix di attività legate alla terra, la coltivazione, la silvicoltura, l'allevamento, e di attività legate al mare, dove però la pesca non è quasi mai l'attività prevalente, ma è il commercio marittimo l'attività dominante. Qui la pesca si affianca con varia intensità a seconda dei luoghi e dei momenti. C'è una differenza fra Ponente e Levante in questo scenario perché i borghi costieri del Levante sono mediamente più piccoli rispetto a quelli del Ponente, e quindi i borghi ponentini hanno una più intensa attività mercantile, quindi meno attività di pesca in generale, perché hanno costruito il loro indotto economico anche su altre leve. Penso ad esempio a Sanremo, la commercializzazione ad ampio raggio degli agrumi, dell'olio prodotto in zona già dalla fine del XVI secolo. Mentre a Levante abbiamo centri più piccoli, non abbiamo centri costieri ancora per tutto il Settecento che che arrivino a 4.000 abitanti. Sarà un qualcosa che cambia nel XIX secolo. Quindi la pesca non è quasi mai l'attività dominante, si affianca alla marineria, spesso con persone che alternano l'imbarco su una nave mercantile e l'imbarco come pescatore su un battello da pesca, ma va a completare la fisionomia economica di questi territori. Che tipi di pesca venivano praticati in passato? Pesca costiera, tipicamente con la sciabica tirata a terra, pesca d'altura, spesso in un raggio tutto sommato limitato, perché bisognava poi rientrare a terra, portare il pesce fresco per venderlo oppure lavorarlo per la conservazione. E reti fisse da posta lungo alcune località della Liguria, tra cui le tonarelle e le muginiere. Sono elementi che troviamo prevalentemente a Levante. A Camogli c'è stato ancora fino a qualche tempo fa il tentativo di riattivare la pesca con la tonnarella, ne troviamo a Santa Margherita Ligure, quindi sempre area diciamo Golfo del Paradiso, Golfo del Tigullio, quindi sempre Levante, e a Monterosso. C'è stato qualche tentativo non particolarmente fruttuoso di impiantarle anche nella riviera di Ponente, ad Albenga, Vada, Bergeggi. Qui non sono andate benissimo, a volte per attività di sabotaggio. C'è un lungo contenzioso di un nobile albenganese che è stato autorizzato dallo Stato a impiantare la tonnara, e una bella notte qualcuno, non si sa chi, è andato e ha tagliato i cavi che fermavano le reti da posta alle ancore, e quindi la corrente ha portato via tutto, con danni ingenti. Oppure per una minore pescosità, perché magari i banchi di pesci in transito evidentemente passavano forse meno sotto costa in certi tratti. Non abbiamo elementi per approfondire questo aspetto. Le muginiere sono più piccole, le abbiamo a Bogliasco, le abbiamo a Portofino, scusate, a Quinto occasionalmente, e quindi prevalentemente sempre a Levante. Se non c'è una pesca industriale, ma c'è comunque una pesca professionale, quindi non qualcuno che va a pescare 2 pesci da friggere perché siamo in un venerdì di Quaresima, anzi l'obbligo del non mangiare carne, a parte che non è che fosse così frequente sulle tavole dell'epoca, c'era nei venerdì di tutto l'anno.
c'è una pesca organizzata con scenari molto diversi, dal piccolo pescatore che ha anche la barca e arruola persone magari anche estranee al contesto familiare se non bastano i componenti della famiglia per svolgere l'attività, a chi, esattamente come nell'agricoltura, non possiede terreni propri da coltivare, non ha i mezzi di produzione e va a imbarcarsi su battelli altrui. Qui c'è una logica di compartecipazione ai profitti che non è totalmente equa, ma è sicuramente meno iniqua di quella a cui facevi riferimento tu, perché come sempre si remunera di più il capitale, manco a dirlo, come c'è in agricoltura c'è anche nel settore della pesca, ma d'altronde se non ci fosse il, chiamiamolo come si chiamava anche allora, il capitalista che ha i mezzi, che ha la barca, non si potrebbero praticare certi tipi di pesca. Se non ci fosse il proprietario terriero che mette il terreno a disposizione, il contadino non avrebbe da lavorare. Il ricavato totale della pesca viene diviso in parti, non sempre quantificate in totale, perché dipendono da in genere una parte cospicua del ricavato, un certo numero di parti viene assegnata al proprietario dell'imbarcazione, poi al capobarca, ai marinai imbarcati, così come quando c'è la pesca da terra, a chi concorre a tirare la rete viene assegnata una parte del pescato come compenso dell'attività lavorativa svolta. Tradizione che c'era ancora nel secondo dopoguerra nelle località della costa ligure. Perché non una retribuzione aggiornata? Perché si riteneva fosse un modo di condividere i rischi. La pesca è andata bene e ne beneficiano tutti, la pesca non è andata particolarmente bene e condividiamo il minore introito, ma anche un atteggiamento di motivare chi va a lavorare perché faccia bene il suo compenso. Gli unici casi che io finora ho trovato di remunerazione aggiornata sono per i marinai che vanno a lavorare nelle tonnarelle. Il rais, il capo della pesca, è remunerato con una parte fissa e una parte a incentivo per motivarlo, i marinai sono remunerati a giornata. È l'unico caso finora che è emerso. C'è in generale una filiera corta, si pesca il pesce, lo si porta a terra e lo si vende. In qualche caso c'è una filiera un po' più lunga per quelle specie che possono essere conservate e tipicamente all'epoca non si pratica granché da noi l'essiccazione del pesce, si pratica la salagione soprattutto per le acciughe, o la tecnica dello scabeccio, quindi la frittura, la conservazione sotto aceto insieme ad altre spezie, rosmarino, salvia e altre, per i pesci di minor pregio, e questo permetteva di trasportarli, conservarli nel tempo e trasportarli anche a lunghe distanze, per cui il pesce conservato viene rivenduto non solo in altre località costiere ma anche oltre Appennino, nella pianura padana. E normalmente i padroni delle botteghe che lavoravano il pesce, le cuocerie che venivano chiamate all'epoca i frizzedori, dove si preparava lo scabeccio, sono spesso quelli che hanno anche i capitali da anticipare se non ci fossero per comprare la barca, le reti eccetera, e quindi c'è comunque sempre una dipendenza dal capitale mercantile, dove c'è una pesca più strutturata e organizzata esattamente come oggi, ma un po' meno premente nell'idea di un profitto a tutti i costi, ma alcune logiche si riproponevano già all'epoca. Qui vedete ad esempio un documento tratto, è una delle registrazioni da un registro doganale che documenta come ci fosse questo benedetto forte portofinese che vuole portare a Genova un barile e mezzo di acciughe salate pescate in questi mari, fabbricate quindi lavorate a Portofino e con diciamo, tutte le pratiche legali per gestire il pagamento di eventuali tributi che fossero dovuti sulla commercializzazione del pescato.
Lo Stato interviene a regolare questo settore in alcuni modi. Oggi noi sappiamo che c'è soprattutto una normativa comunitaria che condiziona tutta una serie di attività di pesca, spesso avversata dai pescatori perché ritenuta troppo diciamo stringente rispetto al fabbisogno e quindi alla redditività delle imprese, soprattutto della piccola pesca. In questo caso di che cosa si preoccupa la Repubblica di Genova? Che non manchi il pesce nella capitale. Esattamente come oggi Genova è la metropoli della Liguria, anche all'epoca a Genova si concentra una quota importante di popolazione, cioè quando per esempio a fine Settecento la Repubblica di Genova arriva ad avere 450-460 mila abitanti, Genova ne ha 90.000, quindi la magnitudine della città è rilevante. E ovviamente il pesce che si pesca nelle spiagge della città, tenuto conto che una parte importante è occupata dal porto, non è sufficiente. Allora si impone alle comunità costiere che si trovano comprese tra Cogoleto a Ponente e Portofino a Levante di portare in città e vendere giornalmente sul mercato cittadino 3/4 del pesce pescato. Quindi una riserva importante, ma questo a volte disincentiva queste comunità ad andare a pescare, perché se intanto poi comunque lo devo portare a Genova dove devo venderlo a un prezzo per di più calmierato, può essere un disincentivo. Il fisco genovese ha una fantasia inesauribile e quindi riesce a tassare qualsiasi cosa, soprattutto perché esattamente come oggi non ci piacciono le imposte dirette, cioè le decurtazioni che troviamo sulla busta paga, sulla pensione immediatamente percepibile, cioè quindi tutti noi quando apriamo lo statino diciamo capperi perché vediamo l'importo dell'IRPEF, mentre quando compriamo qualcosa al supermercato non diciamo piffero perché vediamo l'IVA sullo scontrino. Dell'IVA, che è un'imposta indiretta, ce ne accorgiamo molto meno, e questo lo sapevano anche nei secoli passati, e quindi mettevano una serie di tasse sul commercio, sui consumi, perché vengono incorporate nel prezzo e quindi traslate sempre sul consumatore finale, che però è ignaro di questa dinamica. Sulla pesca quindi c'è una gabella che doveva essere pagata dalle comunità del litorale in proporzione a quanto veniva pescato o agli attrezzi da pesca censiti in ogni realtà locale. Serviva a finanziare l'armamento delle galere della Repubblica per difendere la costa dai potenziali attacchi di pirati e corsari e dei saraceni. Pesche specialistiche, quindi con le reti da posta autorizzate dal governo, come vi dicevamo prima le tonnarelle e le muginare, in regime di monopolio, nel senso che chi otteneva la privativa ad esempio per calare la muginiera a Portofino o la tonnarella a Monterosso sapeva che in uno specchio acqueo di una certa dimensione nessun altro poteva andare a pescare, perché altrimenti quello che viene fuori da una serie di contenziosi è che arrivavano i pescatori con le loro barche proprio davanti all'imboccatura della tonnara per tirare via i pesci prima che entrassero. Ovviamente questo non è gratis, si paga per aggiudicarsi l'incanto del diritto di pesca con questi strumenti particolari una fee, una quota alla Repubblica, che va anche in questo caso a rimpinguare le casse dello Stato. La pesca nel porto di Genova è limitata e soggetta a restrizioni, anche perché può intralciare l'attività del porto mercantile. Ci sono però dei documenti che attestano un esempio, potevo dire ante litteram, di acquacultura, cioè le licenze per coltivare le ostriche all'interno dello specchio acqueo del porto. A inizio Settecento la Repubblica prova a dare una normativa uniforme a tutti i gruppi di pescatori presenti lungo le coste liguri, ma alla fine sortisce poco effetto. Qui vedete una raffigurazione di Monterosso tratta dall'Atlante, compilato dal cartografo Matteo Vinzoni negli anni 70 del Settecento, dove si vede, non so se c'è anche il puntatore, no, la spiaggia grande lì di Fegina, e davanti vedete lì sotto c'è la barchetta con la rete che sta pescando. Lì era la zona comunque dove veniva anche calata la tonnara, mentre dall'altra parte ci sono le funzioni mercantili, non a caso vedete il veliero da carico dell'epoca. Non
Si può, a mio modo di vedere, ne discutevamo anche con i colleghi, parlare di una coscienza di sostenibilità ambientale, ma comunque ci sono delle pratiche, delle norme che in qualche modo inconsciamente vanno in questa direzione. Per esempio si vieta l'uso di reti a strascico troppo fitte, perché raschiando il fondale asportano il novellame e riducono la capacità di riproduzione dello stock ittico. Non perché ci fosse uno studio biologico dietro, ma una sana consapevolezza di chi da secoli si trova a gestire una risorsa che, nell'ottica dell'epoca, non deve servire solo alle mie esigenze di oggi, non è una cultura dell'istantaneità, è una visione della perpetuità. Non perché si fosse tanto fedeli a una visione cattolica di custodia del creato, ma perché ci fosse l'idea che se la generazione attuale consuma tutte le risorse, le generazioni future, tra cui i figli di chi oggi fa questo scempio, non saprà come fare. Quindi questa idea induce interventi normativi, ma anche pratiche di autolimitazione, uso, potremmo dire, di un buon senso. Non venivano da studi universitari, decenni di ricerca, era semplicemente una consapevolezza. Alcune specie non potevano essere pescate in determinate stagioni dell'anno, il momento in cui la riproduzione è rilevante. Per svolgere determinate attività o pescare determinate zone poteva occorrere un permesso, ma in realtà uno dei motivi che induce lo Stato a tentare di normare il settore già a inizio Settecento è tante denunce che non si pesca più come un tempo, il mare Ligure è sempre più impoverito. E questo genera alcune tensioni fra chi dice che il mare è di tutti, che tutti devono poter pescare dovunque, tranne dove la Repubblica assegna dei monopoli di pesca, e quelle comunità invece che magari da secoli dicono no, qua ci abbiamo sempre pescato noi e bisogna continuare a fare in questo modo. È un'economia povera quella della pesca. Lo stereotipo è quello del pescatore povero, di un lavoro che consente a malapena di mettere insieme il pranzo con la cena, ma in realtà alcuni documenti svelano uno scenario un pochettino diverso. Questo è l'inizio di un atto notarile Promissi et Obligatio del 1780, in cui un gruppo di pescatori di Portofino che pescano con i loro liuti si associa perché vuole reinvestire mezza parte, quindi metà di quella che sarebbe la retribuzione giornaliera del marinaio, per un certo numero di anni, per comprare una serie di apparati tessili preziosi, damaschi e velluti, per ornare l'abside della chiesa solo nelle festività religiose che riterranno loro e che vengono minuziosamente specificate nell'atto. La contabilità di questa vicenda ci dimostra però che in un anno riescono mediamente a mettere da parte una somma che è superiore alle 500 lire, vale a dire il salario di 2 manovali dell'edilizia dell'epoca. Quindi come se oggi dicessimo lo stipendio di 2 aiuti muratori, di 2 cassieri di supermercato, tanto per dare un'idea. Quella è mezza parte, quindi il surplus, quindi il marinaio che è impegnato in questa pesca ha sicuramente una retribuzione decorosa in questo momento, e loro destinano una quota degli utili a un'attività che alla fine, nell'arco dei 6-7 anni in cui si gestisce questa pratica, costa sulle 4.000 lire, quindi tenete conto che una giornata di lavoro di un muratore specializzato, le uniche categorie normalmente pagate a giornata è di 2 lire, quindi 4.000 lire sono 2.000 giornate di lavoro di un muratore, non è pochissimo. Non alimenta in questo caso una pratica di solidarietà, un welfare per la categoria, ma una pratica devozionale che, come ricordava Paolo Guidetti, ancora oggi nelle culture della pesca sono presenti, se non altro perché andare in mare è rischioso, se non altro perché si spera che la pesca sia fruttuosa. E quindi, come dire,
Le tonnare hanno lasciato pochi documenti, così come le muginiere ancora meno, per monitorarne l'andamento. In generale i pochi documenti rimasti sono di quando è andata male, quindi si invoca una riduzione del gravame chiesto dallo Stato, ma non è che questo ci autorizza a dire che per gli anni in cui non abbiamo trovato lamentela allora sia per forza andata bene. Conflitti e gestione della risorsa. Ci sono sicuramente spazi marittimi contesi in cui tutti vorrebbero pescare, confini che in maniera tradizionale o presunta tale alcune località si autoattribuiscono come prerogativa dei soli pescatori di quel luogo, contenziosi quando lo Stato autorizza ad esempio a dire ora qua si può calare una tonnara e magari non c'è mai stata nei secoli precedenti, i pescatori del luogo non la prendono benissimo. Questo ad esempio alimenta contenziosi tra Vade Bergeggi per i diritti di pesca dietro l'isolotto di Bergeggi, di Portofino e Santa Margherita, che entrambe vorrebbero la tonnara inizio 600, il governo poi la dà a Santa Margherita ma poi autorizzerà Portofino a calare la muginiera. Ma quando lo Stato prova a fare delle riforme è un intervento da elefante in cristalleria, per cui spesso e volentieri l'effetto che sortisce è esattamente l'opposto. Qui vi mostro due esempi di documenti. Questo manoscritto è un accordo del 1659 tra i pescatori di Santa Margherita che, esattamente come c'è già in un precedente statuto di Noli, comune del Ponente molto impegnato sulla pesca, in cui si divide il territorio antistante lo specchio acqueo in 3 cale e si assegnano a rotazione ai gruppi di pescatori, perché ci sono quelle più produttive e quelle meno. Qui sono i pescatori del luogo che, per ovviare agli inconvenienti del passato, vanno davanti a un notaio e dicono adesso le cale le gestiamo a rotazione, senza entrare più in conflitto, con una logica che consente a tutti a turno di usare le risorse della comunità. Mentre questo a stampa è il frontespizio di uno dei tanti ricorsi giuridici in cui i pescatori di Vado dicono che nel momento in cui i pescatori di Bergeggi non hanno più consentito loro di pescare dove l'hanno sempre fatto, e quelli di Bergeggi ovviamente dicono non è vero, l'abbiamo sempre fatto noi lì, sono ormai spersi per il mondo, si dice in questo documento, sono costretti a procacciarsi il pane altrove e sono ridotti alla miseria. Ovviamente tutti piangono miseria quando si tratta di provare a ottenere qualche concessione. Ma in generale, come dire, quando appunto lo Stato interviene, dicevo, fa un po' l'impatto, ha un impatto, come diciamo, di poca consapevolezza. Non sono riuscito a trovare una versione diciamo digitale del documento. C'è un documento che in questo momento è in mostra in Archivio di Stato, in una mostra su fiscalità e debito pubblico, in cui quando si prova ad andare a riscuotere il nuovo tributo imposto alle comunità di pescatori, i funzionari della Repubblica vengono accerchiati e inseguiti da una folla inferocita e sono costretti a scappare senza nulla di fatto. E c'è proprio la testimonianza, come dire, quasi ancora pregna d'ansia di quel funzionario che è stato inseguito da uno dei consoli dell'arte dei pescatori, quindi del gruppo organizzato dei pescatori, che li ha inseguiti con una marapicca, cioè la picchetta da muratore, purché se ne andassero rapidamente. Ma hanno urlato tanto da muovere tutto il paese e questo ha costretto i funzionari pubblici a scappare, segno che evidentemente la riforma non concertata in qualche caso non è andata così come le autorità genovesi si sarebbero immaginate. A parte questi casi un pochettino, diciamo, coloriti, folcloristici, eccetera, comunque l'idea di insieme che se ne ha è la risorsa, pur non senza tensioni, viene pensata e gestita come un qualcosa che deve servire alla comunità, che deve servire allo Stato, che deve servire alle persone che oggi abitano questo territorio e che ci vivranno in futuro. Quindi non è una vera e propria sostenibilità ambientale ante litteram, però almeno è un'idea che la risorsa non è infinita, diversamente da quell'affermazione che facevi vedere prima,
e che il mare potrebbe anche impoverirsi, come in qualche caso si rileva, e che quindi va gestito con un certo senso di responsabilità, che le istituzioni cercano di comunicare con delle norme, ma che in qualche caso le comunità decidono di autodeterminarsi per gestire in maniera razionale questo che in termini efficaci una collega dell'Università di Foggia ha definito il mestiere dell'incertezza. Come vuoi, sull'ultima. No, giusto, anche sentendo Andrea che parla e guardando quei documenti, a parte che sono ignorante, cioè non sono specializzato sulla parte storica, ma mi affascina da morire. Si vedono alcuni tratti diciamo che accomunano pesci, pescatori e mare fin dai tempi lontani, ma concettualmente la pesca è rimasta, si è evoluta per tanti aspetti, ma rimane un'attività su cui lavorano persone diciamo, cercando di accedere a delle risorse che sono condivise. Non è come a terra che è il tuo orto, il mio campo, il tuo campo. Lì c'è un bene che è condiviso a cui si tenta di accedere al meglio che si può. Ma questo cosa crea? Crea un fenomeno competitivo, perché diversamente dal campo, dell'orto, se tu raccogli più pomodori, ne raccolgo più io nel mio, va benissimo, diventa diverso se lui va a mare, mi prende i miei pesci e non li prendo più io. Quindi questo spinge in modo naturale, istintivo, a cercare di accaparrarsi il più possibile la risorsa. Se non subentrano principi di limite che possono essere da un accordo, un giorno vai a pesca tu, un giorno vado a pesca io, o imposti dalla legge o imposti dal buonsenso, il sistema marino tende ad essere sovrapescato per questi motivi. Se posso una battuta sull'oggi. Prima dicevi l'americano che è attratto dall'immagine tradizionale folcloristica del pescatore e che poi magari riceve la peggiore nefandezza di quella che potrebbe trovare nel supermercato sotto casa dove abita. In realtà dove c'è una pesca attenta, responsabile, tradizionale, in qualche caso grazie anche allo sviluppo di attività funzionalmente legate al turismo, penso alla pescaturismo e all'ititurismo, se gestite in modo responsabile e consapevole possono far vivere un'esperienza legata alla tradizione ma anche a prodotti di qualità e non quindi il ravatto pescato chissà dove, magari anche col mercurio, che può rappresentare per le imprese della piccola pesca una fonte complementare di reddito, esattamente come è l'agriturismo per il contadino. Allo stesso tempo un modo diverso di vivere il mare e l'esperienza legata al mare, e questo potrebbe essere un elemento per cui dà anche quella redditività aggiuntiva che chi fa un mestiere che comporta sacrificio, perché non è lo stesso che andare a fare un qualsiasi lavoro impiegatizio o operaio, fare il pescatore, anche se la tecnologia, come si diceva, tutta una serie di elementi cambiano lo scenario, lo rendono meno faticoso, ma l'incertezza e l'aleatorietà ci sono sempre, rendendolo magari anche appetibile per qualche persona che sarebbe appassionata, ma di fronte a troppa alea e a una remuneratività sempre incerta, di fatto viene scoraggiato. Quindi un uso, potremmo dire, consapevole del binomio pescaturismo potrebbe essere un elemento interessante, se no ci limitiamo a disneyficare un qualcosa, il vecchio pescatore col berrettino blu col pompon rosso che rassetta le reti, e però rischia di diventare un qualcosa di artefatto, che è vero che c'è il tipo di turista che tanto non se ne accorge, eccetera, però è questo il modello che vogliamo per un'alternativa alla pesca industriale che permetta di avere un prodotto di qualità, delle imprese sostenibili e dare un futuro, una prospettiva all'economia del nostro territorio e del nostro mare? No, ma è esattamente, hai inquadrato perfettamente, ed è ciò che
adesso in senso buono sembra stia avvenendo in una realtà territoriale a noi molto cara, che sono le Cinque Terre, dove 5 anni fa avevano fatto proprio un'indagine sia sulla pesca che sulla filiera della ristorazione e il 99% di chi andava al ristorante aveva proprio la certezza di mangiare pesce locale. Non ne mangiavano uno. Il fritto misto era veramente il calamaro C4 da Esca e, come ha detto il mio amico, mi ha fatto morire da ridere, però progetti specifici con l'area marina protetta e progetti che possano insegnare a rieducare il consumatore e il ristoratore che ne vale la pena possono avere degli effetti molto importanti e 3 anni dopo quei pochi pescatori che ancora operano lì cominciano ad avere il pesce comprato dai ristoratori e quindi servito a una clientela che può mangiare qualcosa di locale, determinando, sono pochi pescatori, l'impatto non è incredibile. Quindi anche in quel simpatico grafico l'impatto ambientale è basso, ma il ritorno economico è interessante per i pescatori, ma soprattutto viene ripartito in modo più corretto ed equo attraverso gli operatori anche nel nucleo familiare dello stesso pescatore, dando un po' giustamente anche di riconoscimento a chi non ha un ruolo diretto del prendere, perché magari può essere che la compagna è quella che fa la fatturazione e quindi è altrettanto importante che prendere il pesce. E quindi anche in questa emersione e la trasparenza sia fiscale che lavorativa sicuramente questa è la via, se no siamo destinati a perdere qualcosa che però non è un'impresa che tira giù la seracinesca, perdi identità e perdi anche futuro, perché comunque insomma, la prospettiva del Mediterraneo è anche non può non essere fondata sulla sua identità, la sua storia, in una visione prospettica. Quando io ero bambino, che andavamo al mare ad Eiva, ricordo che c'erano ancora, si vedevano i pescatori che arrivavano e c'erano alcune pescherie che avevano a fianco il ristorante, tu andavi di là e dicevi io voglio che mi cuoci quello, e quello io mi trovavo nel piatto che era pescato magari 2 ore prima, scenari totalmente scomparsi o quasi. Essere recuperati nell'ottica non del pescaturismo ma dell'ittiturismo, e questo è il tentativo e devo dire che sempre in località Cinque Terre c'è, non a caso forse, un paio di persone, ma una in particolare che ha fatto laureato e dottorato, quindi ha una visione veramente d'insieme, e queste 2 persone sono riuscite a mettere insieme un ittiturismo per cui in famiglia si pesca, in famiglia si coltiva e la struttura va alla grande, e un altro si è aperto un punto di ristoro di ciò che pesca, insomma questa è la logica per cui la piccola scala se ne esce in modo più che decoroso. Però la mia domanda allora è: riescono questi a comunicare sufficientemente la loro specificità, la loro diversità? Perché se no, nel mare magnum di realtà che ci sono anche in luoghi così piccoli come le Cinque Terre, il rischio è di non essere percepiti come tali, se no quando io vedo un conto immagino nettamente diverso da quello degli altri. Io posso soltanto dire che dal punto di vista del ritorno economico, della soddisfazione, ma che non è soltanto quella economica, ma della soddisfazione del cliente che chiede che cosa sta mangiando, che ha necessità di sapere come è stato preso quel pesce, ecco, è una clientela che è sufficiente per tenere su l'impresa, ma che cresce anche in conoscenza e in cultura. E allora ecco, in questo non a caso siamo in un contesto di area marina protetta, c'è un'istituzione che questo percorso culturale lo facilita. E quindi costruisce un senso di responsabilità e di consapevolezza nel consumatore, quindi questo è doppiamente positivo. Assolutamente. Domande? Bene, allora, grazie. Tanto vi ringrazio per i vostri interventi che sono stati sicuramente interessanti e avete messo in evidenza aspetti, a cominciare da Paolo Guidetti, aspetti estremamente importanti dei cambiamenti che stanno avvenendo nell'ambiente marino, nell'ecosistema marino.
non solo a livello di Mar Ligure, ma credo a livello di tutto il Mar Mediterraneo, e quindi sono cose che credo ci debbano preoccupare, e questo però non mi sembra che questa preoccupazione sia sentita così tanto, soprattutto nelle istituzioni pubbliche che si dovrebbero occupare di queste cose. Mi è molto piaciuto l'aspetto etico, cioè il fatto che tu punti e metti in evidenza la componente etica, cosa di cui non si parla mai, perché se si fa una relazione di biologia marina o di ecologia marina si parla di cose scientifiche, valide quanto vuoi, però dell'etica un po' meno, e quindi anche questo direi che apprezzo moltissimo il taglio che tu hai dato e che penso ormai da anni stai dando alle tue ricerche. Ma altrettanto mi ha interessato l'intervento di Andrea Zanini. È un aspetto storico, e quindi tu ci hai ricordato nel passato cosa succedeva a livello parlando di pesca. I problemi erano sempre quelli, però la mia impressione è che allora riuscivano a risolverli in maniera più facile e più rapida, trovando degli accordi, come dicevi, mentre oggi è un po' più difficile trovare questi accordi. Il riferimento che tu hai fatto, ecco, vi ricordo, per i pochi che sono presenti o per quelli che sono collegati, che alla fine del convegno ci sarà una tavola rotonda alla sala del Bergamasco della Camera di Commercio, l'11 di novembre alle 3:30, in cui parteciperanno, oltre che le istituzioni, quindi regione, comune, università, eccetera, parteciperà anche il parco e l'area marina delle Cinque Terre. Quindi se venite e partecipate potete poi interagire. Non so se è la stessa persona che io ho contattato, Viviani, è giusto? È lui, ok. Quindi verrà lui come a portare la sua testimonianza per quanto riguarda questo. Ritornando all'aspetto storico, diciamo che sì, la situazione è molto simile all'attuale, però l'ecosistema è cambiato, sono cambiate molte situazioni ecologiche, parlando del Mar Ligure, e sono state adottate dei criteri, delle regole, ad esempio, per la pesca dei bianchetti, no? Quindi la regolamentazione, mi ricordo la pesca dei gamberi rossi, da neo studente o neolaureato ho dissezionato tanti di quei gamberi rossi per misurare le gonadi, pesarle, eccetera, barili di gamberi rossi che magari sarebbe stato meglio comunque, quindi qualcosa si è fatto, le aree protette sono sicuramente importanti, danno un contributo notevole, però ci sono delle situazioni che impattano notevolmente, a parte, allora, tanto i porti, noi abbiamo tre grandi porti, Genova, Savona, La Spezia, e quindi il traffico commerciale, turistico, eccetera, impatta in maniera pesante, come vedremo poi nelle future sessioni, ad esempio anche dal punto di vista del rumore. Il rumore a livello del mare, molti dicono ma nel mare non ce ne sono rumori, come non ce ne sono, nel mare parla come, però questo è un altro aspetto di cui magari in epoca storica questo non c'era, perché non c'erano i motori e quindi molto meno, e oggi invece c'è. Quindi insomma vi ringrazio e vi complimento per l'approccio che avete dato a questa sessione e per i dati che ci avete fornito per farci pensare, per farci ricordare quello che è successo nel passato e magari cercare anche di applicarlo un pochettino nel presente e nel futuro. Si parla tanto di Blue Economy oggi, praticamente se guardiamo i giornali dappertutto si parla di Blue Economy. Se posso, perché è una cosa irritantissima. Certo. No, ma allora la definizione della Blue Economy, quella della Banca Mondiale,
è molto precisa ed ha per integrato nella sua definizione il fatto che la Blue Economy è un'economia del mare che include i 3 pilastri della sostenibilità. Quando fanno il convegno ogni anno della Blue Economy qua a Genova mi viene l'ittero, perché non è qualsiasi forma di commercio e economia che produca soldi in mare, e non è così neanche per la Banca Mondiale, ma sicuro che non invitano nessuno a parlare di sostenibilità. Certo. Cioè quella non è Blue Economy, quella è un'altra è un'etichetta spiaccicata su un morto che dice che è vivo, certo. Però è morto. Quella lì è un'economia che fa danno se non viene veicolata. Stessa cosa è l'economia del disastro, della decadenza, se vogliamo. Ma se io comunque restiamo su, è un'economia di scala così grande che a me tutto sommato, ma che me frega di produrre un danno se poi quando io ho incassato miliardi li investo da un'altra parte. Invece certo. La sostenibilità vuol dire avere una prospettiva, e questa non ce l'ha, come non ce l'ha la prospettiva delle navi da crociera di taglia infinita che vomitano e turisti che poi se ne vanno magari a comprare all'outlet di Serravalle e non capiscono neanche che bellezza c'è nei vicoli di Genova. Scusa, brevemente, quando parlavate dicevi al 5 Terre si va al ristorante, si vuole sapere cosa si mangia, dove è stato preso, mi è venuto in mente una barzelletta di molto tempo fa napoletana, in cui il turista arrivava e vedeva il polpo nella vasca e diceva voglio quello, voglio mangiare quello dice sicuramente prendeva il polpo, andava dentro, ne prendeva un altro congelato, ritornava e quello lo rimetteva nella vasca. Questo ovviamente è una barzelletta, però forse in alcuni casi può succedere, rischia di attuarsi. Prima dicevo che non avevano una prospettiva di sostenibilità, ma in qualche modo l'idea della perpetuità ci si avvicina, perché non dimentichiamoci che in francese sviluppo sostenibile è développement durable, quindi come dire, magari non c'è una coscienza ecologica, ma c'è un'idea che la risorsa non va consumata tutta subito, che è una parte del concetto della sostenibilità, non è l'intero concetto. Per rispondere alla sollecitazione tua, Mario, che dicevi, vista la centralità di questo tema, perché ci se ne occupa così poco? Risposta: perché i pescatori sono 4 gatti e quindi interessano le platee più numeroso da un punto di vista elettorale, politico. C'è purtroppo una visione un po' cinica tante volte della gestione del mondo in cui viviamo, e l'idea del profitto a ogni costo, tutto e subito, è la stessa idea che, se ci pensate, si trova in qualunque altro settore nelle grandi corporation. Quando c'è stato il crack della Lehman Brothers era perché i manager erano strapremiati sui profitti trimestrali. Che prospettiva al diavolo può avere un'impresa dove l'obiettivo è massimizzare il profitto trimestrale e poi alla Louis XIV après-moi le déluge, chi si è visto si è visto. Se usiamo le risorse del mare allo stesso modo non possiamo che fare lo stesso tipo di danno. Sì, però c'è un problema. Ecco, passiamo, dopo la discussione. Aspetta un attimo, scusa. Passiamo alle domande e al pubblico, prego. Così. Mi è venuto istintivo. Io vengo proprio dalle 5 Terre, ho assistito all'apertura di recente di questa bottega dove viene portato quello che si è pescato, ed è bellissimo vedere la gente del paese che va là con un pacchetto, si capisce che li ha preso. Le 2 soluzioni. Però c'è un problema che è della gestione come si risponde a un incremento della domanda di beni alimentari, perché è vero che la Repubblica cercava di condurre una gestione lungimirante di un bene di cui bisognava assicurare la continuazione, no? Non eliminare, non distruggere tutto quello che il mare poteva dare, ma c'era in termini quantitativi una domanda limitata. Come affronti oggi, anche in una regione come la Liguria, che non è poi così sovrappopolata, ma in generale, come
come si può pensare di conciliare un incremento della domanda alimentare ittica e la razionalizzazione in termini conservativi e lungimiranti del mare? Non so se mi sono spiegata. La domanda era sicuramente minore rispetto ad oggi, però è anche vero che, come nel grafico che ha mostrato prima Paolo, c'è una crescita dell'acquacultura per soddisfare una parte delle domande di mercato. Attività che sicuramente anche questa ha i suoi problemi di gestione, perché, come dire, se replichiamo il modello dei polli allevati in batteria nell'acquacultura sicuramente facciamo dei danni anche lì, però può essere una diciamo parziale risposta da un punto di vista strettamente economico. Io non sono in grado ovviamente di fare una valutazione ambientale biologica, però da un punto di vista economico può essere una risposta razionale di un'attività di impresa che, se ben pensata e ben gestita, può aiutare. L'altro elemento è che è vero che a tutti noi piace di più il pesce fresco, che è più buono eccetera, però la stagionalità e la capacità di conservazione possono aiutare a, diciamo, gestire meglio come dire, le disponibilità in funzione di una domanda che è probabilmente come dire, non segue lo stesso ritmo della stagionalità del pescato, per cui questo potrebbe in qualche modo aiutare. Poi non dimentichiamoci che siamo in un mondo globale dove, come ricordava prima Paolo, noi siamo soprattutto nel pesce conservato, noi siamo invasi da pesce pescato forse in Asia o forse chissà dove, ammesso che ci sia scritto davvero quello che nonostante gli obblighi di legge è accaduto, e quindi c'è comunque una catena commerciale globale ormai del pesce conservato. Noi possiamo sicuramente ragionare di più sul discorso del pesce fresco e della gestione di questo tipo di risorsa da un punto di vista del Mar Ligure o di alcune tipologie di pesce conservato. Penso alle proverbiali acciughe di Monterossa, ammesso che ne vengano prodotte ancora. Bisogna, e che allora, come dire, hanno un loro perché, ecco. Penso che vedo armato Nick Bianchi. No, invece sono curioso perché immagino, perché sai che sono preoccupato. No, perché sei un ecologo, quindi quella domanda aveva... No, vabbè, a parte gli scherzi, ho apprezzato moltissimo entrambe le relazioni per la vostra completezza, e devo dire soprattutto che ho molto apprezzato che siate riusciti a integrarvi, perché una delle cose più difficili è di riuscire a fare un qualcosa in cui l'ecologo biologo e l'economista riescono a ragionare assieme. Veramente bravi, perché è quello che questa nostra accademia dovrebbe proporre. E una cosa mi ha colpito, ovviamente, forse proprio da ecologo, come dici tu, cioè tu hai fatto notare che in passato, anche Zannini, la gestione magari giustamente un po' fatta senza troppi criteri era soprattutto legata alla conservazione della risorsa, quindi la valutazione di impatto, usando termini moderni, si è sempre fatto sullo stock. La sostenibilità si è sempre fatta sul fatto che il pesce ce n'è meno, che il pesce è più piccolo, eccetera. Ma è anche accennato che ultimamente si comincia a renderci conto che la pesca, comunque praticata, ha, piccolo o grande che sia, anche un impatto diretto o indiretto sull'habitat, sugli ecosistemi, a volte anche un impatto meccanico. Ecco, io questo mi farebbe piacere che fosse un po' più sviluppato, perché questo impatto ha un costo, non viene quasi mai valutato, e anche quando parliamo del futuro vedo che non c'è questa voce. Parlando del futuro abbiamo continuato a insistere sulla gestione della risorsa, che è giusto, ma credo che dobbiamo sempre più inserire in una logica di sostenibilità anche come valutare e far pesare, laddove necessario, l'impatto della pesca. Una cosa banale: in passato gli attrezzi da pesca non erano di plastica. Una lenza o una rete persa probabilmente vivevano qualche anno, qualche decennio. Adesso una rete persa, una lenza persa di plastica dura millenni, e questo continua a fare danni all'ambiente. Non possiamo non tenerne conto per il futuro.
certamente tocchi ovviamente una componente che è fondamentale. È tanto il legame che c'è tra le specie target e il resto della comunità importante quanto quello che tutta la comunità ha con tutto il mosaico di habitat che esistono, perché non possono esistere a prescindere, e ne esistono tante forme di pesca che impattano direttamente e indirettamente, proprio strutturalmente l'habitat e funzionalmente chi lo determina. Anche in passato esistevano forme, il ganghi, che impattavano per esempio la Posidonia e... Mamma mia ragazzi, prendi uno e tiri via 100. Però adesso c'è un'economia di scala, non della piccola pesca, ma del mondo della pesca e del suo consumo, che allora non c'era. Quando la Repubblica di Genova, adesso la butto lì, decretava o cercava di gestire qualcosa, lo faceva in un perimetro che controllava. Cioè ora parliamo di pesca con navi giganti della Comunità Europea che vanno lungo le coste dell'Africa Nera, di navi americane che vanno in Messico. È veramente una questione di scala che rende più difficile prendere delle iniziative, o meglio, si possono prendere, ma il mondo occidentale deve capire che dobbiamo cominciare a fare qualche sacrificio. E tornando alla questione invece quella ha un'implicazione gigante della richiesta, della domanda che aumenta. Una soluzione come l'acquacoltura è una soluzione che tappi un buco, ma se la popolazione mondiale continua a crescere, cioè non è che si può continuare a crescere in numero e a cambiare la nostra dieta diventando sempre più carnivori, cioè energivori, cioè salta. Io perché dicevo, io mi aspettavo, e adesso mi capirà perché, da ecologi, quando si spiega nei corsi di ecologia la dinamica di popolazione delle popolazioni naturali, o c'è una popolazione che c'è risorsa, cresce, poi la risorsa diminuisce e si stabilisce un equilibrio tra la risorsa, la sua capacità di riprodursi, e la popolazione che la consuma. Questo non sta succedendo all'uomo, ma la natura ci dice che l'alternativa è che continua a crescere e poi schianti. La differenza tra la natura e l'uomo è che in una popolazione naturale hanno tutti la stessa probabilità di schiantare. Probabilmente nella società che è iniqua in cui ci troviamo, quando cominceranno a mancare le risorse, secondo me chi è che non avrà accesso? Prima i più misci, i più poveri, via via e sali fino a delle cose preziose che saranno riservate a pochi. Ecco, e per cui la differenza tra natura è anche questa componente di iniquità che è intrinseca nella nostra società, a strati. Allora, forse non c'entra molto quello che sto chiedendo adesso, però sentendo le vostre le argomentazioni sia da una parte che dall'altra, anche per l'etica, tutto quanto, mi è venuto un pensiero: ma si può fare un confronto tra la caccia e la pesca? Perché, no, nel senso, è sempre uccisione di animali selvatici. Che ormai la caccia era no, estremamente regolamentata, pare che tra un po' tutti quanti possano andare a cacciare dovunque e roba del genere. Sì, vabbè, ma consideriamo l'Italia intanto, poi dopo magari procediamo anche altrove, non abbiamo problemi, per cui è ovvio che non si fa liberamente, perché ormai la popolazione, gli animali selvatici terrestri si sono esauriti notevolmente. Succederà così anche con la pesca, che adesso c'è la possibilità di... Io mi prendo la barchetta, me ne vado con la lenza, me ne vado a pescare, figuriamoci, mi prendo quello che posso, me lo mangio, eccetera. Ed è la stessa cosa che se io vado con il fucile, mi vado a ammazzare quando voglio e poi me lo mangio. Certo, ci sono gli allevamenti intensivi di bovini, di ovini, di quello che maiali, eccetera. E ci sono gli allevamenti, l'acquacultura nelle cose. Ci ridurremo anche con il mare così povero di bestie come è successo con la terra? Grazie.
Allora, sempre animali uccisi. sì, certo. In realtà quello della caccia è uno scenario che ultimamente è diventato un po' bizzarro, perché da un lato abbiamo l'impoverimento di alcune specie e dall'altro abbiamo i continui alert del comune che ci sono i cinghiali in corso Europa di qua, di là, di su, di giù, che quando c'era una gestione più responsabile della caccia non succedeva, perché comunque era tenuta sotto controllo la specie di un animale che dalla legge viene definita come nocivo, perché comunque distrugge le coltivazioni, crea tutta una serie di problemi. Quindi anche lì probabilmente passiamo sempre da una moda a un'altra, da una gestione troppo, come dire, stretta a una troppo larga. Non è facile trovare un punto di equilibrio. Però su alcuni aspetti, un tempo chi viveva e lavorava nelle campagne, tutti avevano il permesso di caccia, anche perché magari erano contadini, erano pastori, andavano in giro con le capre e le pecore, se c'era il lupo che si avvicinava, una fucilata e nessuno aveva nulla da ridire. Oggi poi magari abbiamo il lupo o il cinghiale appunto in città o nei centri abitati più piccoli, perché comunque se per caso si spara un cinghiale, si spara un lupo, quasi peggio che se si spara una persona certe volte, da quello che leggiamo sui media. Ma anche lì, forse se fossero gestiti meglio i rapporti con la fauna selvatica, in questo caso, che non parliamo di bestie allevate, forse avremmo meno problemi. Non mi è chiarissimo il paragone con io che vado con la barchetta a pescare, perché in realtà la pesca per uso mio personale è già libera in mare, è regolamentata soltanto nell'acqua dolce, che io ricordi. Ma è il confronto con il fatto che io vado con il fucile dovunque mi ammazzo qualcuno. Sì, qualcuno. Ma ecco, secondo me una delle sottili differenze è che è sicuramente possibile ma complesso ammazzare qualcuno con un amo e una lenza e una canna da pesca, mentre con la doppietta è sicuramente, se io sono inesperto, più probabile che possa fare dei danni. Da chi va a fare la battuta di caccia al cinghiale si impaurisce e spara all'altro cacciatore, ogni tanto lo leggiamo, e magari non è nemmeno la prima volta che va a caccia. Ora magari mi sguareranno un vestito se mi agganciano con una lenza e un amo, spero che non mi becchino la orta, ecco, che allora quello sarebbe un problemuccio serio. Quindi io non so se possano pensare di regolare allo stesso modo. È anche vero che ormai in Italia, dalle statistiche ufficiali, il numero di persone che vanno a caccia si è molto assottigliato rispetto a un tempo, quindi forse è costoso, sono tutta una serie di elementi, però, e pur essendo sempre uccisioni di animali, normalmente se voi guardate le posizioni anche di talune associazioni ambientaliste non sono esattamente allineate rispetto alla pesca e alla caccia. La caccia è vista un po' peggio della pesca da questo punto di vista. Allora, mi aggancio a questo, nel senso che la caccia è vista peggio perché spesso il nostro approccio biofilico ci avvicina molto di più a un altro mammifero che non a un pesce che abbiamo l'abitudine di vedere in scatole tonde o allungate. Quindi questo sicuramente io diciamo a priori non sarei contrario ad attività che legano da sempre l'uomo all'ambiente se fatte con misura. Okay? Il problema vero è sempre la mancanza di misura. Poi a livello personale ed etico io posso fare o non fare una certa attività. Il parallelo c'è, però dipende come lo collochiamo nel tempo, nel senso che mi verrebbe da dire che il cacciatore di oggi, che non va per sopravvivenza, parliamo del cacciatore quello con la doppietta, non il cacciatore che va a caccia di antilopi in una popolazione persa nella savana, è molto assimilabile al pescatore ricreativo. Non ci va per sopravvivenza, non ci va per fame e non deve vendere. Ma anche perché ce ne sono molto meno di animali che invece nel mare ce ne sono ancora. Però se uno non sta tanto attento. Assolutamente sì, ma noi ci siamo abituati a vedere a terra qualcosa che consideriamo naturale che non lo è più. Cioè in Europa praticamente può succedere che l'orso un po' irritato faccia del male a qualcuno, ma non esiste più un grande predatore che preda l'uomo. Cioè quando vai soltanto che anche in un'altra parte del mondo civilizzato, che è diciamo in America, in California ti dicono ti allontani dalla strada, mettiti il cerchietto per il puma, tu dici porca miseria, qua c'è qualcuno che mi può mangiare?
Cioè, vuol dire che qua abbiamo perso la struttura, diciamo, ecologica di un sistema che abbiamo altamente modificato. Infatti è tutto urbanizzato e o trasformato, foresta originaria non ce n'è più in Europa. In mare c'è ancora un alto grado di naturalità. La pesca antica era forse una forma che era più assimilabile alla caccia di un tempo, o la pesca di altrove. E quindi se uno non sta attento anche il mare potrebbe diventare un problema. Ma assolutamente sì, non per niente diciamo, la stessa parola tabù antica che noi applichiamo ad altri contesti nasceva come sistema di gestione in alcune aree del Pacifico, proprio di aree in cui veniva soppressa la pesca per un numero di anni dovuta alla morte del capovillaggio o a congiunture astrali, per cui comunque per un certo numero di anni non ci pescavi e quella risorsa lì riusciva a rigenerarsi. Ce n'è un sacco di bellissime cose, diciamo, che coniugano aspetti diversi e che portano alla fine ad un uso della religione, dell'osservazione della natura, ma soluzioni di buon senso per gestire la natura. Io mi ricordo che in un viaggio in Irlanda del Nord c'era l'uso dei pescatori in antichità di non calare più di 30 terenasse agli anni di Cristo perché portava male. In realtà era un perfetto sistema per non aumentare lo sforzo di pesca. Quindi cultura, si mischia tutto nel mondo dell'uomo. Certo. Prima di passare il microfono volevo due brevi osservazioni. Allora, come negli animali c'è l'allevamento intensivo, la stessa cosa si sta facendo in mare, ma non so se sia così positivo, perché questi allevamenti, per esempio a me risulta che da questi allevamenti poi si scarica in mare una quantità di sostanze che attirano e che altri pesci che poi provocano danni su altre culture, per esempio i mitili, le ostriche alla Spezia, quindi anche quello è un aspetto da considerare. Un'altra osservazione. Noi abbiamo parlato dei problemi che ci sono e che ci saranno e che ci sono stati. Noi abbiamo sempre visto azioni, ci riferiamo al Mar Ligure, azioni sul Mar Ligure di costruzione, di modificazione, che sono sempre state studiate, curate, verificate sulla base di quanto si sapeva a quell'epoca. Oggi si stanno facendo grandi opere che impattano notevolmente sul fondale e in particolare sul fondale del nostro mare, della Liguria, che è un mare che scende in profondità molto rapidamente. Queste strutture impatteranno anche sull'ecosistema, quindi cambierà la comunità e quindi il numero di specie presenti, eccetera. Quindi anche questo è un problema che bisognerebbe dibattere, mentre si parla di tutto meno che di questo aspetto, cioè dell'impatto sulla componente ambientale, vivente. Assolutamente sì, ma ritorniamo alla non applicazione del concetto base di sostenibilità. Il sistema ligure ha una sua lunghezza di costa, con una sua ricchezza di habitat, ognuno dei quali ha una funzione. Non è che si pianifica, diciamo, per la nautica fino a che livello possiamo modificare l'ambiente naturale costruendo porti, porticcioli e portini e lì ci si ferma. Ogni comune fa la sua procedura e gli viene spesso alla fine concessa perché abbiamo sempre quest'idea che comunque ci sarà un ritorno economico finché finiamo nel paradosso di Monte Carlo Monaco, che ha il 95% della costa che è un blocco di cemento. Blocco di cemento, sì. Cioè, esatto. È una cosa inquietante che però dovrebbe far pensare. Però, direi proprio di sì, ma se non ci pensa neanche il campione della protezione degli oceani, che è il titolare, diciamo, di quello Stato, io non so cosa certo. pensare. E prima di passare d'onore ai scienze ambientali del nostro Ateneo. Sì. L'abbiamo conferito a noi. Ed è anche accademico onorario di questa. Il principe Alberto di Monaco sono è in una accademico. fase di età in cui sto diventando, diciamo, un po' più intransigente, però poi bisogna essere un pochino intransigenti, perché se no si deroga costantemente e alla fine nei sistemi non lineari ti accorgi che è troppo tardi. Certo. Cioè, Un'altra cosa, poi ti do il microfono.
quello che manca secondo me, e di quello di cui parlavate tutte e due, è anche a livello di giovani, di scuola, un'educazione alimentare, cioè educare, cioè tu dici io voglio tutte le settimane una sogliola o tutti i giorni la sogliola, e devi educare che oggi mangi la sogliola, il giorno dopo ne mangi un'altra cosa. Questo non si fa, assolutamente, non c'è. Anche i nutrizionisti dicono dobbiamo mangiare più pesce. È quello anche, è vero. Prego. Io tanto complimenti per la conferenza che è stata veramente interessante. In particolare fa pensare questa pesca, la quantità di pesce che viene pescato in tutto il mondo, e so che negli ultimi decenni, nell'ultimo periodo si sta pescando con navi enormi anche attorno nelle acque antartiche, e nelle acque antartiche che prima non venivano assolutamente toccate dalla grande pesca, e facendo questo si ha un disturbo fortissimo della situazione lì, Antartica, krill e quanto ne deriva. Oltretutto, da quello che so, può darsi che mi sbagli, molta parte di questo pescato va per l'alimentazione animale, quindi va nelle farine per l'alimentazione alimentare, quindi non va neanche per l'alimentazione diretta, e questo penso che sia un impatto che vada assolutamente preso in considerazione, e bisognerebbe fare qualche cosa assolutamente in questa direzione. Allora, la questione antartica è non soltanto preoccupante ora, sì, perché quel krill, i gamberetti, sì, sono il tratto, è tutta la filiera, ecco, trasferiscono energia materia a chi nella piramide trofica sta sopra. Sì. Non finiscono sicuramente nel piatto, ma finiscono purtroppo ad alimentare quel surplus di acquacoltura che non viene dal nulla, viene comunque da biomassa. Adesso si cerca di usare gli insetti, ma viene per adesso ancora gran parte da biomassa che altrove viene pescata comunque in mare. Lì non se ne esce, quindi è per quello che dicevo, sto mettendo il tappo. Temporaneamente la gente che esiste mangia, però non ci posso costruire un futuro su queste logiche, è inutile, e credo che alla fine l'uomo sarà così pazzo da andare incontro a una dinamica invece di quelle crash. Posso ancora aggiungere una cosa? Se si voleva ancora aggiungere una cosa, prima è stata accennata all'acquacoltura e anche agli allevamenti in mare, no? Tanto per fare un esempio, l'allevamento che c'è di fronte alla Vagna, che credo che faccia. Io mi stavo chiedendo appunto l'impatto, sicuramente c'è un impatto di inquinamento, sicuramente c'è, la qualità del pesce che viene allevato com'è, discreta, pessima, buona, eccetera, e poi quanto impatta, quanto è in percentuale, potremmo dire, l'allevamento in mare rispetto al pescato, per esempio in Liguria. Il dato della Liguria specifico veramente non lo so, e non posso esprimermi, ma è una statistica che non ho proprio. Poi sulla qualità della singola produzione non ho idea, non mi pronuncio perché bisognerebbe avere dei dati. Allora, il fatto di dire che l'acquacoltura produce un impatto è tautologico, cioè come dire che un campo che coltivo ha prodotto un impatto, non c'è più un sistema naturale. Poi dipende quanto quel tipo di economia la estremizzo, la porta avanti. Nell'acquacoltura ci possono essere sistemi estensivi o estremamente intensivi. Quelli estremamente intensivi, che sono soprattutto fuori dalla Comunità Europea, perché che se ne dica, grazie a Dio che la Comunità Europea agisce anche, ma sono estremamente intensivi nel senso che ci sono impianti che distruggono le foreste di mangrovie per crescere dei gamberi con delle quantità di antibiotici, perché più sono densi più si ammalano, le malattie si trasferiscono perché c'è il contatto, no? Quindi se io carico di organismi un sistema contenuto, devo caricare di medicina per evitare che i gamberi si ammalino e muoiono. Ma alla fine il discorso è sempre lo stesso, senza un senso di misura applicato ai sistemi produttivi ci sono costantemente delle distorsioni che vanno a scapito dell'ambiente e comunque nel breve o lungo periodo dell'uomo. Questa è una legge che sì, tanto più ora che siamo rispetto al passato molto più densi.
Anzitutto grazie per la presentazione che avete fatto, diciamo, cose che ignoravo completamente. Vi pongo una domanda, cioè veramente due. La prima è leggo lì la regolamentazione comunitaria. Io anni fa ho letto che proprio la Comunità Economica Europea aveva deciso che i pescatori dovevano quasi misurare l'angolo dei gamberi e se no dovevano tipo buttarli a mare. Quindi mi chiedo, diciamo, la logica di questi burocrati, dal mio punto di vista, diciamo, io l'ho letto sul giornale, poi non lo so se è vero, se non è vero, però mi sembrava di aver parlato anche con dei pescatori che la cosa fosse questa. La seconda cosa invece, vi racconto brevemente la mia esperienza, ma che non è certamente diciamo così accademica eccetera. Io ho anche navigato, quindi per navigare c'è bisogno chiaramente di prendere il libretto di navigazione. Ero in navigazione oceanica, diciamo in Brasile, attaccato alle piattaforme petrolifere, ma questo in particolare. Prima di prendere il libretto di navigazione, ho fatto il nautico eccetera, bisogna fare una serie di corsi, non so se lo sapete, diciamo, tra cui c'è l'antincendio, la sicurezza, insomma tutta una serie di cose giuste, intendo dire giustissime, il pronto soccorso, diciamo, il primo soccorso eccetera eccetera. Questo tipo di corsi, diciamo, io mi sono trovato, ci siamo trovati con cuochi, io ero di macchine, comandanti, chiaro, no? Sulle navi ci si trova, per esempio c'era una persona che faceva proprio il pescatore. Ecco, questa è proprio la cosa che mi ha, diciamo così, anche sentendo il buonsenso di una volta che c'era e quello che non so se definirlo buonsenso, ha fatto lo stesso corso lui che era su una barchetta da pesca da solo e io che ero su una nave oceanica, diciamo, facevamo le stesse cose, quindi anche lui ha dovuto fare l'antincendio, cioè, è chiaro che è regolamentato, da un certo punto di vista potrebbe essere anche logico, è giusto che hai qualche indicazione, però questi corsi hanno una scadenza. Allora io mi chiedo, hanno una scadenza per cui diventa tutta una serie di burocrazie, di costi, di ricarichi su persone che secondo me non so come faccia un pescatore che deve tenere ipoteticamente la contabilità, la barca, questo, quest'altro, i corsi che scadono dopo 5 anni per esempio, quindi bisogna fare dei refresh, hanno dei costi e a suo tempo erano, diciamo, per le persone disoccupate erano passate dalla provincia, poi c'è stato qualcuno che, non voglio dire chi, ma si sa, ha tolto le province e per esempio Regione Liguria, unica regione che passava questi corsi a titolo gratuito, sono stati cancellati, tanto per fare un esempio, quindi generando anche difficoltà dal punto di vista lavorativo, ma questo è un excursus. Quindi io mi chiedo, da un lato, visto il buonsenso di persone nel passato che non conoscevano le cose, che con buon senso sono arrivati da dire cerchiamo di mantenere le cose per le generazioni future, da un lato adesso abbiamo l'intelligenza artificiale, adesso è di questi tempi l'intelligenza artificiale, abbiamo gli strumenti, abbiamo le conoscenze, abbiamo una riga di, definisco io, mi sbaglierò, di burocrati che stanno in Europa che non so veramente, diciamo, cosa facciano. Diciamo, sicuramente ci sarà del buono come in tutte le cose, però in queste due cose che ho notato io non so come definirle, ecco, l'aggettivo lo lascio alle persone qui. Grazie. Non è mai facile rispondere, rispondo con un'esperienza personale. Da alcuni mesi sono direttore di una struttura universitaria e avendo la responsabilità del personale ho dovuto fare un corso di 16 ore aggiuntivo sulla sicurezza. Siccome non è che potevano spiegarmi per 16 ore come non ci si taglia maneggiando un foglio di carta, nel corso di sicurezza c'era anche la parte su come si indossano i bracciali e grembiule a maglia d'acciaio nella disossare le bestie nei macelli. Qua ci sono una serie di docenti universitari che, come sanno, in tutti i dipartimenti c'è il reparto macelleria, poi speriamo che aprano anche la pescheria, che ci siano le verdure e la frutta fresca e così facciamo il supermercato. Quindi tante volte per soddisfare a degli obblighi che in teoria potrebbero avere senso è come vengono tradotti in pratica che lascia desiderare. Non è detto che questo sia codificato per forza dal burocrate di Bruxelles, perché tante volte devo essere istruito in merito a questo tipo di rischio in funzione della mansione e del contesto in cui opero. Tante volte, per semplificare, si fa una cosa che si presume possa valere per un'ampia platea di persone. Quindi a volte lo strumento è buono, il come viene concretizzato un pochettino meno. Per carità, nulla di male a sapere se dovessi andare a disossare nei macelli come mi devo comportare. Ho il sospetto che, come avete visto da che cosa mi occupo facendo ricerca, ma non perché questo intervento sarà sulla pesca, mi capiterà di rado.
In realtà si insiste molto sulla formazione, ancorché alcuni corsi possano sembrare assurdi per i contenuti che materialmente sono stati inseriti al loro interno, perché una delle motivazioni che spesso è causa di incidenti sul luogo di lavoro è da non avere sufficiente contezza di quello che sto facendo e di come dovrei svolgerlo. È vero che poi una volta parlando con un ingegnere mi spiegò che stavamo facendo un progetto per una macchinetta per sollevare le damigiane del vino in cantina quando mia nonna cominciava ad avere mal di schiena, per sollevare le damigiane da 54 kg, siccome venivano usate da un uomo ci volevano 3 livelli di sicurezza, insomma il meccanismo che aveva progettato per sollevare le damigiane da 54 litri, quindi 60 kg con l'involucro, pesava 180 kg e quindi era impossibile da spostare, però questo era quello che garantiva la sicurezza. In teoria lui aveva ragione, perché che ne so che non ci posso sollevare una persona, che non ci deve essere rischio nemmeno per quello, se lui lo progetta e firma il progetto, perché la norma diceva quello. Quindi tante volte si pensa a un qualcosa per una serie di scenari ipotetici, perché non è possibile declinare in pratica la singola situazione concreta. Lo vediamo anche quando si devono gestire le emergenze meteo, cioè a volte vengono decretate chiusure precauzionali quando poi in realtà non c'è nei fatti un fenomeno così grave a posteriori, lo sappiamo però, da giustificare. E voglio dire, io non posso scoprire come si doma un incendio quando l'incendio ha distrutto un edificio, lo devo sapere prima, perché se mi ci trovo devo essere in grado di intervenire, e la configurazione delle fattispecie è talmente ampia e variegata che diventa difficile tarare su misura del singolo caso il tutto. Ciò non vuol dire che magari rispetto al gozzettino a remi su cui io posso andare a pescare o il mega traghetto, la nave da crociera che porta 10.000 persone debbano magari seguire esattamente le stesse norme, però alle volte quando si fa presente questo nelle sedi opportune si viene presi un po' come persone strane che dicono che si va a distinguere il pelo nell'uovo, ecco, spesso fanno di tutta l'erba un fascio e quindi codificano in maniera uniforme anche situazioni che in realtà così simili lo sono sulla carta ma non nei fatti. In alcuni casi, chiudo, noto però che a suon di rompere le scatole su esagerazioni in un certo ambito stanno nascendo dei meccanismi di confronto diciamo tra chi poi deve frequentare un certo tipo di formazione e chi quella formazione la deve erogare, tenuto conto che magari chi lavora in un determinato ambiente ha dei suggerimenti migliorativi da dare, è che non sempre c'è questa voglia di instaurare un dialogo per poi recepire, perché è chi si misura. Quante volte non troviamo un'informazione su un sito internet e ci stiamo un quarto d'ora? Probabilmente se quando l'hanno progettata avessero preso un utente dicendo che cosa hai bisogno di cercare, come lo troveresti, lo trovi in questo sito, magari potevano semplicemente indicizzarlo meglio. E così, chiedendo a chi pesca da 20 anni ma tu come hai imparato questo, tu come ti comporti, forse si potrebbe provare a declinare in quello che è stato per alcune persone il learning by doing, l'esperienza sul campo, in dei buoni principi, delle norme che possono essere insegnate a chi oggi si affaccia nel mondo del lavoro. Però questo è drammaticamente complicato, perché il pescatore con 30 anni di esperienza non ha mai scritto un manuale per sapere come funziona la piccola pesca, come organizza questo, perché il tramandare il mestiere è sempre stato un apprendimento sul campo. Se vogliamo pretendere a torto o a ragione di codificare, non abbiamo ancora la capacità e gli strumenti per farlo, e quindi questo genera delle storture tante volte. Bene, allora visto che abbiamo raggiunto la fine del tempo che ci siamo proposti, le 2 ore, direi intanto di ringraziare tutti voi che avete partecipato, ma soprattutto in maniera molto sentita ringraziare Paolo Guidetti e Andrea Zanini per questa
interessante non relazione, ma un dibattito, un'esposizione, un'interazione tra campi che apparentemente sembrano molto diversi, ma non lo sono poi alla fine. Vi ringrazio anche perché avete messo sul piatto un sacco di argomenti, di cose di cui parlare, che mi auguro che nelle prossime sessioni i relatori, di cui 2 sono qui presenti, ne parleranno. Grazie ancora, vi ricordo che il convegno continua giovedì 9 ottobre alle 15:30, sempre qua. Ci sarà Giorgio Bavestrello e Monica Montefalcone, parleranno di impatti antropici e riscaldamento globale, quindi effetti sulla biodiversità del Mar Ligure. Vi ricordo anche però che prima di giovedì 9 ottobre, per chi fosse enciclopedico, lunedì 6 ottobre alle ore 17 ci sarà una conferenza di Dario Gattiglia, un italianista, che parlerà di Italia o i 50 anni di Sodoma. Grazie a tutti, grazie ancora ai relatori, alla prossima.